Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Le navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla lasciano Siracusa per navigare nelle prossime ore verso la striscia di Gaza. L'obiettivo è quello di portare alla popolazione palestinese 500 tonnellate di derrati alimentari e beni di prima necessità. Travolta da un'auto mentre cammina a pochi passi da casa. Tragedia a Porto Empedocle, incidente stradale mortale in provincia di Agrigento. La vittima aveva 64 anni, l'automobilista è un 21enne, indaga la polizia. A Palermo seduta straordinaria del Consiglio Comunale a Ballarò, quartiere perennemente in emergenza per droga, sparatorie e rifiuti abbondanti. Tra le richieste dei cittadini il salvataggio dello storico mercato di quartiere. E sempre a Palermo, caso Onorato, suicidio o omicidio? Spunta un nuovo testimone che contesta l'indagine ufficiale. La famiglia dell'imprenditore trovato morto in auto nel maggio dell'anno scorso chiederà di non archiviare il caso per suicidio. Novità in arrivo per gli autovelox. Su una piattaforma nazionale si potrà controllare se il dispositivo è a norma o se la multa può essere contestata. Una notte di grande musica ad Agrigento. Steve Hackett, storico chitarrista dei The Genesis, conquista il Palacongressi con il suo tour italiano. E poi il calcio, il Palermo dopo 2 partite casalinghe di fila domenica giocherà la prima in trasferta in casa del Sud Tirol. In C il Catania capolista sarà ospite del Cosenza, possibile forfait per Cataurano. Bentrovati, le navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla lasciano Siracusa e navigheranno nelle prossime ore verso la striscia di Gaza. Il servizio di Luca Ciliberti. Attesa e tensione nel Porto Grande di Siracusa. Dopo tanti rinvii, più che altro per mettere a punto la logistica e il coordinamento, le navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla sono finalmente partite. L'obiettivo è quello di portare più di 500 tonnellate di derrate alimentari e beni di prima necessità nella striscia di Gaza, bombardata e ridotta alla fame da Israele. E noi chiediamo al governo di Giorgia Meloni e alle istituzioni europee una protezione diplomatica totale, un supporto alla Global Sumud Flotilla, perché ci dovevano essere loro su queste navi, non noi, non la popolazione civile, non la società civile, ci dovrebbero essere gli stati. Dalla Sicilia hanno preso il largo 18 barche con a bordo 150 persone che si riuniranno in mare con altre 6 imbarcazioni provenienti dalla Grecia e con una 60 di persone a bordo. Un'altra decina di barche più grandi arriveranno dalla Tunisia, dove nei giorni scorsi sono state colpite alcune dai droni, per incontrarsi poi in mare in un luogo non ben precisato. In totale la missione sarà composta da circa 600 persone. Avete registrato, tra le varie delegazioni un po' di paura dopo gli attacchi? Sì, certo, anche perché noi siamo tutti civili, persone normali, che onestamente vedersi attaccare da un drone incendiario, noi non siamo dei militari, non siamo abituati a questo genere di cose, quindi certamente c'è molta preoccupazione. Sulla banchina del porto di Siracusa si sono dati appuntamento decine di attivisti di organizzazioni umanitarie, associazioni, sigle di sinistra e rappresentanti istituzionali. 2 parlamentari e 3 europarlamentari si sono imbarcati a bordo delle navi. Distante invece il resto della politica, sia quella dell'ala di governo di centrodestra, sia quella di centrosinistra. La missione della flottiglia ha coinvolto però i lavoratori portuali che hanno promesso blocchi alle infrastrutture se i mezzi della flottiglia stessi saranno fermati o danneggiati. Anche oggi sangue sull'asfalto. Una donna di 64 anni ha perso la vita a Porto Empedocle, investita da un'auto davanti a un ristorante in contrada Marinella. Davide Sardo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla tragedia avvenuta a Porto Empedocle. Isabella Messina, 64 anni, di Agrigento, impiegata, moglie e madre, è stata travolta da un'auto in corsa lungo via Crispi a pochi passi da casa. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata trascinata per metri ed è morta sul colpo nonostante i soccorsi immediati dei sanitari del 118.
Alla guida della Renault Clio un 21enne di Porto Empedocle rimasto illeso ma sotto shock. Con lui un passeggero, entrambi ascoltati dagli investigatori. Per il giovane si profila l'accusa di omicidio stradale. Sul posto la Polizia Stradale di Sciacca e gli agenti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle che hanno eseguito i rilievi. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità. Intanto cresce l'amarezza tra i residenti della zona che da tempo denunciano le condizioni di pericolo di quel tratto di strada in contrada Marinella, illuminazione scarsa, asfalto disconnesso e auto che sfrecciano senza controlli. Una tragedia che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale. La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di 7 persone nell'ambito dell'inchiesta per omicidio stradale sulla morte del medico di Sant'Agata di Militello, Francesco Maniaci, 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023, mentre si trovava vicino Campo Felice di Roccella sulla A20 Messina-Palermo. E cambiamo argomento, un controllore pestato sull'autobus per aver chiesto di esibire il biglietto, un buttafuori al pronto soccorso per aver tentato di sedare una rissa e 2 discoteche chiuse. Ancora violenza nel palermitano. Maglio Viola. Dalla movida e dalle discoteche fino al semplice trasporto pubblico o urbano, non c'è luogo a Palermo che non sia coinvolto da continui episodi di violenza. Le cronache delle ultime ore ce ne consegnano almeno 4. Un buttafuori della discoteca di Cinisi, il Chezzal, si è presentato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata con una bottiglia. L'uomo sarebbe stato colpito mentre tentava di sedare una rissa fra una ventina di giovani davanti al locale. I carabinieri erano già stati chiamati per quella rissa, ma al loro arrivo non avevano trovato nessuno, tranne poi trovare invece il buttafuori ferito al pronto soccorso. Per la discoteca di Cinisi è scattato un provvedimento di chiusura per 10 giorni. È la seconda volta che il Chezzal si trova in queste condizioni. La prima era successo lo scorso 29 giugno. Diversa la vicenda che ha portato a un provvedimento di chiusura per 7 giorni per un'altra discoteca, questa volta a Cefalù, Le Vele. Nelle stesse ore sono scattati gli arresti per 6 persone, fra cui un 17enne per una rissa scoppiata invece in strada in Corso dei Mille in città lo scorso 8 di agosto. Ma la violenza non riguarda soltanto la movida. Un 44enne campano è stato arrestato per aver picchiato il controllore che lo aveva sorpreso senza biglietto e voleva comminargli una multa. L'uomo ha colpito più volte il dipendente dell'AMAT per poi fuggire dall'autobus a piedi, ma è stato riconosciuto, rintracciato e arrestato per lesioni a incaricato di pubblico servizio. E sempre a Palermo, seduta straordinaria del Consiglio Comunale a Ballarò, quartiere perennemente in emergenza per droga, sparatorie e cumuli di rifiuti. Tra le richieste dei cittadini il salvataggio dello storico mercato di Ballarò. Marco Gullà. Dall'emergenza crack al contrasto alla violenza e poi la riqualificazione del mercato sono solo alcune delle richieste di residenti e associazioni del quartiere Ballarò discusse nel corso di una seduta del Consiglio Comunale straordinaria che si è svolta proprio nel cuore del quartiere palermitano. Residenti, comunità parrocchiali, imprenditori, associazioni e volontari hanno ribadito ancora una volta, per l'ennesima volta, la necessità di accendere i riflettori sulle emergenze che riguardano Ballarò e lo hanno fatto nel corso di questa seduta straordinaria. Io spero che ci sia ascolto da parte del Presidente, da parte dei consiglieri. Se date la possibilità di ascolto a tutti, in un contesto anche assembleare, pur secondo le regole del Consiglio Comunale, che questo ascolto sia concreto. Il Comune ci deve aiutare, anzi il Comune deve combattere con noi questa povertà. Dobbiamo essere tutti uniti a questo. Per questo vi chiedo di aprire un tavolo tecnico stavolta serio per creare il reddito, sistemare il quartiere e veramente togliere quello che non va bene. Ma quello che non va bene non significa i mercatari. Il presidente del Consiglio Comunale di Palermo ha accolto le richieste della comunità di Ballarò. Chiaramente noi ascolteremo, soprattutto l'amministrazione, sono qui tanti presenti, tanti assessori, ascolteremo e chiaramente poi dovremo trovare dare delle risposte. A tutto quello che ascolteremo daremo delle risposte. E adesso si spera in fatti concreti per dare un volto nuovo ad un quartiere perennemente in emergenza.
Il boss ergastolano catanese Giuseppe Salvo, 76 anni, che era detenuto nel carcere di Opera, è morto in un ospedale della Lombardia, dove era stato trasferito per l'aggravarsi del suo stato di salute. La procura del capoluogo lombardo ha disposto l'autopsia. Giuseppe Salvo era nato a San Cristoforo il 18 marzo del 1949. Scampato a 3 attentati negli ultimi anni, si legò al gruppo mafioso di Salvatore Turi Pillera prima e di Salvatore Turi Cappello dopo. E continua il giallo intorno alla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Compare un nuovo testimone che contesta i risultati dell'indagine ufficiale. La famiglia chiederà di non archiviare il caso per suicidio. Maglio Viola. Angelo Onorato era pedinato e temeva per la sua vita. C'è un testimone che può portare nuovi elementi nell'indagine sulla morte dell'imprenditore trovato cadavere a maggio del 2024 e convincere la magistratura a non chiudere l'inchiesta. Ne è convinta la famiglia, che prepara una opposizione all'istanza di archiviazione avanzata dalla procura. Proprio la famiglia non ha mai creduto all'ipotesi dello strano suicidio effettuato strangolandosi con fascette di plastica all'interno della sua auto parcheggiata sulla corsia laterale della circonvallazione di Palermo. Dopo quasi 1 anno e mezzo di indagini, però, la procura l'altro ieri ha presentato istanza di archiviazione proprio per suicidio. Le indagini non hanno consentito di individuare seri, concreti e specifici elementi a carico di alcuno e neppure è stato possibile escludere che il decesso sia stato frutto di una scelta autonoma dello stesso Onorato, scrive la procura nella richiesta di archiviazione. Un passaggio che viene adesso sottolineato dall'avvocato Vincenzo Lorrè, che rappresenta la moglie della vittima, l'ex europarlamentare Francesca Donato. Quasi certo che la famiglia dunque si opporrà alla richiesta di archiviazione, chiedendo di proseguire le indagini. Ci è stato consegnato stamattina un fascicolo di oltre 2000 pagine, dice l'avvocato Lorrè, che stiamo leggendo con attenzione prima di formulare le nostre considerazioni. Lorrè sottolinea poi come il testimone racconterà che Onorato si confidò con lui dicendo che nel mese di marzo si era accorto, quindi 2 mesi prima della morte, di essere stato pedinato da 2 persone e di essere preoccupato per la sua incolumità. Dopo la sospensione estiva, lunedì 29 settembre ricominceranno alcuni lavori lungo l'autostrada Palermo-Catania. Si svolgeranno su 3 turni con squadre all'opera anche nelle ore notturne per garantire una maggiore celerità degli interventi. A fine mese riaprirà il cantiere di Bagheria sulla carreggiata in direzione Palermo, dove continuerà la sostituzione del guardrail. E dopo tanti ricorsi contro le multe levate dagli autovelox in tutta Italia, un decreto del Ministero dei Trasporti chiarisce definitivamente che non c'è differenza tra approvazione e omologazione dei dispositivi. In arrivo inoltre anche novità per il cittadino, che potrà controllare online se un autovelox è conforme alle norme. Il servizio. Nessuna differenza tra approvazione, installazione e omologazione. Le infrazioni di velocità rilevate dagli autovelox catanesi sono regolari. Negli ultimi mesi il tema dell'omologazione degli autovelox è stato più volte al centro dell'attenzione dei social, ma anche della giurisprudenza in tutta Italia. Anche a Catania non sono mancati i ricorsi dei cittadini contro le multe, a detta di alcune interpretazioni non valide. Un cavillo tecnico legato alla congiunzione «e», che adesso è stato definitivamente risolto da un decreto del Ministero dei Trasporti datato 18 agosto 2025. Chiarisce in via definitiva che omologazione e approvazione sono 2 sinonimi e quindi uno strumento approvato, uno strumento omologato, a condizione che entri poi la comunicazione appunto di dove sono gli autovelox nella piattaforma nazionale, sarà perfettamente in regola. A dirimere la pioggia di ricorsi e di interventi delle Cassazioni di varie città d'Italia è intervenuto dunque il ministro Salvini con l'articolo 2 del decreto, che inoltre introduce da ottobre anche una novità utile al cittadino. L'istituzione di una piattaforma nazionale per la quale tutti i comuni d'Italia sono obbligati a indicare esattamente dove sono stati piazzati questi autovelox. In pratica sarà possibile controllare online se un autovelox è regolarmente registrato e omologato. Il Ministero dei Trasporti pubblicherà un elenco nazionale ufficiale consultabile da tutti, utile per sapere se un dispositivo è conforme alle norme. Dai dati in possesso della Polizia Municipale, nel primo semestre 2024, confrontato col primo semestre 2025, ecco che abbiamo avuto oltre il 50% in meno di incidenti.
E la giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato a Catania l'ex monastero dell'Abbadia di Sant'Agata, occupato fino a 3 anni fa dal centro sociale Auro. Sarà trasformato in un centro servizi turistici. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale, appunto. L'intervento, per un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro, è stato finanziato con fondi del programma di azione e coesione, complementari senza alcun onere per il bilancio comunale. A Caltanissetta si prevede un inizio anno scolastico da incubo per bimbi disabili e loro genitori, dopo la decisione da parte dell'amministrazione comunale di ridurre il servizio di assistenza autonoma e alla comunicazione. Rita Cinarti. Sarà un inizio di anno scolastico da incubo per i piccoli studenti disabili di Caltanissetta e le loro famiglie, che quando manca poco al suono della prima campanella hanno avuto notizia che il servizio di ASA, come l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, è stato drasticamente ridotto. Per molti bambini la comunicazione specialistica per aiutarli nell'apprendimento è scesa infatti da 15 a 5 ore settimanali, mentre per altri, quelli con disabilità più grave, sarà addirittura ridotta soltanto a 2 ore. Un vero e proprio macigno, quello che si sono visti piombare addosso i genitori, che adesso vogliono anche ricorrere per vie legali. Sono abbastanza indignata da questa situazione, perché non riesco a comprenderne innanzitutto i criteri di questo drastico taglio e soprattutto non riesco a comprendere come si possa venir meno alla tutela di diritti necessari di questi bambini. È un diritto all'inclusione, è un diritto alla frequenza, un diritto all'apprendimento, alla relazione sociale. Vengono calpestati e vengono meno tutti questi diritti e non si tiene conto della persona. Intanto l'ex sindaco Roberto Gambino, oggi consigliere comunale di opposizione, ha presentato un'interrogazione consiliare con la quale chiede al sindaco Walter Tesauro la revoca immediata del provvedimento. Dall'assessorato comunale invece ancora nessuna replica. In queste ore si stanno succedendo riunioni tra i responsabili delle cooperative, i genitori e le addette ai lavori, nella speranza che anche i ragazzi disabili possano avere quest'anno pieno diritto allo studio. E adesso lo spettacolo, una notte di grande musica. Ad Agrigento Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, conquista il Palacongressi con il suo tour italiano. Davide Sardo. Un viaggio nel cuore del rock progressivo, una leggenda della musica mondiale ad Agrigento. Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, ha entusiasmato il Palacongressi con una tappa del suo tour italiano. Un concerto imponente diviso in 2 parti, la prima dedicata alla sua lunga carriera solista, la seconda interamente riservata agli immortali successi dei Genesis che hanno segnato la storia della musica mondiale. Oltre 2 ore e mezza di spettacolo con arrangiamenti raffinati, momenti strumentali intensi e l'energia del grande rock sinfonico. Sul palco con Hackett, una band di livello internazionale, tastiere, batteria, sax, basso e voce, per una formazione capace di ricreare atmosfere uniche e potenti. Un pubblico partecipe e caloroso ha accompagnato ogni brano con applausi e ovazioni. Agrigento ha scritto una pagina indimenticabile di musica accogliendo una leggenda vivente del rock. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Palermo dopo 2 partite casalinghe di fila alla ripresa giocherà la prima in trasferta in casa del Sud Tirol. Il CIL Catania capolista sarà ospite del Cosenza, possibile forfait per Caturano. Il servizio.
Ritmi alti, concentrazione e sacrificio. Il Palermo si rigenera dopo la sosta di campionato. Domenica al Druso di Bolzano la sfida contro il Südtirol. Seppur con 2 sole giornate alle spalle, l'inizio di stagione della formazione rosanero è da ritenersi positivo, al netto dei 4 punti in classifica, ricimolati nelle 2 sfide casalinghe contro Reggiana, vittoria per 2-1, e Frosinone 0-0. La sosta ha permesso a Inzaghi di lavorare sull'assetto tattico e mentale della sua squadra, potendo contare anche sugli ultimi arrivati, come Samuel Giovane. Quando ho saputo della trattativa ero a Bergamo in ritiro ed ero entusiasta. È stata una trattativa abbastanza lunga, però ecco, finalmente sono arrivato qua e ho voluto fortemente venire qua perché è una piazza tanto ambiziosa, tanto quanto me. Indipendentemente dalla situazione di Verre, che attualmente non sembra poter essere risolta facilmente, il Palermo potrebbe comunque procedere con un acquisto in difesa. Ci sarebbe infatti da Manchester l'ok per ingaggiare lo svincolato Beresischi, 33 anni, ex giocatore tra le altre della Sampdoria. Un jolly per Inzaghi. Giorni di lavoro per il Palermo che pensa alla sfida di domenica al Druso contro il Sud Tirol. Prime parole da rosanero per il centrocampista Samuel Giovane. Marco Gullà. Cosenza nel mirino. Il Catania capolista è entrato nel vivo della preparazione della partita del San Vito Marulla che domenica Telecolor trasmetterà in diretta con un ampio pre-gara a partire dalle 14. Toscano verifica le disponibilità. Pastore in conferenza stampa ha parlato del lavoro differenziato per Celli, Caturano e Rolfini. Il primo tornerà disponibile per Cosenza, ma potrebbe essere ancora Pieraccini a giocare dal primo minuto. Caturano ha trovato un modo di lavorare diverso, più intenso e un terreno di gioco in erba piuttosto che sintetico. Ha un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per Cosenza, ma sicuramente tornerà fra i convocati per la partita col Sorrento. Rolfini invece dovrebbe essere disponibile nella settimana che prevede anche il derby col Trapani nel turno infrasettimanale. Il lavoro prosegue fra Massimino e Cibalino, mentre Zarbano conferma quella che è la forza di questa squadra. Il miglior acquisto di quest'anno, io non vado sui singoli, è stato il gruppo. Secondo me siamo stati bravi, Ivano è stato bravo a portare avanti quelle che erano le linee della direzione per creare un gruppo compatto, un gruppo coeso, un gruppo di uomini prima ancora che di giocatori. Questo è l'acquisto più importante di questa stagione, secondo me. Una pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento dell'ultima ora. Grazie per averci seguito e buona serata.